Poteva partire un colpo perché non si sa mai se la pistola è giocattolo o cosa. Stai là a chiedere se la pistola è giocattolo o no. E d'altra parte bisogna stare attenti anche, cioè ne va della nostra vita. I banditi entrano in azione, prima dell'imbrunire sono determinati e armati, il blitz dura pochissimi istanti, il tempo di seminare il terrore tra i clienti e i dipendenti e di scappare con il bottino. 3 sono entrati e uno era fuori macchina. Avevano una Panda. Poche le parole urlate all'interno del Conad di Via dei Fanti a Paderno di Ponzano, quanto basta per far capire che non scherzano e che è meglio eseguire senza fare domande. Hanno detto un cliente giù per terra, fuori soldi, aprite le casse. A quel punto, come registrato dalle telecamere a circuito chiuso, hanno prima fatto inginocchiare un ragazzo e poi urlato di nuovo. Ha detto giù per terra altrimenti vi sparo. A parlare uno solo dei tre banditi, quello che teneva la pistola in mano, indossava dei guanti e come gli altri componenti della banda era mascherato. E se ti parte un colpo, chi è che ti dà la vita poi di nuovo? Dopo aver raccattato i contanti dalle tre casse, qualche migliaio di euro in tutto, i tre hanno raggiunto il complice che li attendeva all'esterno della struttura, al volante di una Panda con il motore acceso. 20 secondi di terrore impressi nei filmati delle telecamere. Proprio da quegli istanti partono le indagini di polizia e carabinieri.